La pallacanestro Nuoro chiuderà sul campo della capolista della Pool B Basket Coral Alghero la seconda fase del campionato regionale di Serie D. La gara è in programma domenica nella cittadina catalana e arriva dopo il turno di riposo osservato dai nuresi nell'ottava giornata di ritorno. Nel recupero della settima giornata invece la pallacanestro Nuoro è uscita sconfitta dal confronto esterno con l'Olimpia Olbia, attualmente al secondo posto dalla graduatoria che vede invece i nuoresi a quota 10 punti. I caluresi sono imposti col punteggio di 76-61 in una gara che comunque ha visto i Sirbones lottare contro una rivale decisamente più forte. Il primo quarto si è concluso in equilibrio con l'Olimpia Olbia che si è imposta sul 19-17. I nuoresi hanno provato a rimanere in scia ai galluresi, che tuttavia hanno prevalso anche nella seconda frazione col parziale di 22-16, andando al riposo lungo in vantaggio sul 41-33. Un -8 che ha finito per pesare sull'economia della gara, ma la pallacanestro Nuoro, forte anche dei canestri di Cetkovic, miglior marcatore della sfida con 27 punti, ha provato a rimanere in partita. Ma l'Olimpia Olbia ha continuato a mantenere il controllo della gara chiudendo la terza frazione col punteggio di 19-13 che di fatto ha indirizzato definitivamente la sfida al suo epilogo vittorioso per i padroni di casa. L'ultima frazione è iniziata con i galluresi in vantaggio su 60-46, un divario che i nuoresi non sono riusciti a colmare e che alla fine si è riflesso anche sul risultato finale. I padroni di casa hanno chiuso la sfida sul 76-61 incrementando il vantaggio iniziale di un punto.